Amare il nostro prossimo, essere attenti sulle piccole cose, magari un semplice buongiorno, trovare una persona magari in difficoltà e dargli una mano e dare tutto il noi stessi, diciamo, per rendere quella giornata un po' diversa. Piccole azioni quotidiane che fanno bene al cuore. A Villa del Conte, comune dell'Alta Padovana, noto per aver istituito l'assessorato alla solitudine, arriva anche l'assessore alla gentilezza, una nomina conferita a Loretta Bizzotto, che avrà il compito di trovare progetti che mirano a promuovere gesti di gratitudine reciproca e di cura dell'altro. La pandemia ci ha insegnato l'importanza di essere solidali, di aiutarsi reciprocamente e di pensare all'altro come una persona che ci arricchisce. Quindi dobbiamo essere grati, dobbiamo sviluppare progetti e laboratori proprio di gratitudine e di gentilezza. L'idea è venuta al sindaco Antonella Argenti, che ad inizio 2020 aveva istituito l'assessore alla solitudine per raccogliere le segnalazioni delle persone sole o in difficoltà. Il primo cittadino di Villa del Conte è anche tra i 12 finalisti per vincere il concorso inglese City Major Foundation, che premierà il miglior sindaco di tutto il pianeta per la gestione della pandemia.